facciamo una ricetta gustosissima, una tipica ricetta siciliana, i paccheri del capo dei capi. Andiamo a vedere cosa ci serve per prepararli. Ci sono 500 g di paccheri, questi sono quelli trafilati al bronzo, 500 g di salsiccia fresca, è quella tipica siciliana al finocchietto, e altrettanto 500 g di scioglietto o broccolo siciliano tipico, un po' d'olio d'oliva e della cipolla. E per finire l'ingrediente segreto della ricetta per te. Passiamo alla preparazione, dobbiamo andare alle padelle. Il primo passo, soffriggere la cipolla, olio d'oliva e la nostra cipolla. Aggiungiamo la salsiccia, la togliamo dalla sua pelle e la schiacciamo col cucchiaio di legno per spezzettarla a pezzettoni grossi. Come di norma la morte di ogni buon soffritto è un po' di vino. In questo caso aggiungiamo del vino rosso e lo facciamo sfumare. Questo è il momento di aggiungere i nostri scioglietti tagliati a pezzettini piccoli. Ecco il broccolo siciliano, lo inseriamo con la salsiccia in modo che si insaporisca e aggiungiamo un po' di acqua che abbiamo precedentemente messo a bollire. A questo punto il nostro broccolo sta cuocendo da circa 10 minuti con la salsiccia e la cipolla. È il momento di aggiungere il resto dell'acqua che abbiamo messo a bollire e i paccheri. Li aggiungiamo a crudo e li faremo così cuocere nel sugo in modo che prendano bene il sapore. Ovviamente l'acqua che abbiamo aggiunto era salata, quindi non avete visto che abbiamo aggiunto sale nel nostro preparato perché l'avevamo messo nell'acqua. Rimettiamo il nostro coperchio e lasciamo cuocere per altri 10 minuti. Ecco pronti i nostri paccheri belli fumanti. Vedete che il broccolino si è squagliato dentro nella pasta, si è formata una bella cremina. Questo è il momento di aggiungere l'ingrediente segreto. L'ingrediente segreto è del pan grattato che abbiamo tostato con delle spezie e abbondante peperoncino, il tipico peperoncino siciliano. Andiamo ad aggiungerlo alla nostra pasta. Il profumo è veramente invitante. I paccheri del capo dei capi, la ricetta per te!